L'anno di fondazione della chiesa di Santa Maria Maddalena non si conosce. Viene citata in una bolla di Papa Lucio III del 1185, mentre l'istituzione del monastero risale al 1548. Le parti più antiche sono il campanile del XIII secolo e la sacrestia del XIV secolo. La chiesa antica doveva essere a 3 navate, come è raffigurata nel paliotto dell'altare dedicato a San Giuseppe. La tela dell'altare principale è di Silvestro Arnosti, Santa Maria Maddalena e San Giovanni Battista. Ai lati del presbiterio 2 tele, Transito di Santa Scolastica e il Martirio di San Placido e Santa Flavia, attribuite a Luca Giordano. Di interesse la tela raffigurante Santo Stefano, opera di Egidio Dall'Oglio. La testimonianza più antica della presenza di monaci la si ha da un coperchio di sarcofago raffigurante un monaco. La chiesa di San Giuseppe era in origine dedicata all'Annunciazione e dal 1673, a seguito delle predicazioni di padre Marco d'Aviano nel 1686, l'edificio divenne luogo di raduno dei devoti a San Giuseppe. I fedeli l'ampliarono ed eressero un campanile. Nel 1737 venne allestito un presepio permanente che alla vigilia di San Giuseppe veniva vestito da addobbatori di Treviso. Nel presbiterio un affresco raffigurante la Madonna con il Bambino del 1380. L'affresco di notevole qualità raffigura la Madonna dell'Umiltà, tema che compare per la prima volta nel 300 a Venezia come una delle varianti della Madonna allattante riconducibile a Tommaso da Modena. La chiesa del Beato Bernardino Tomitano fu eretta nel 1680 da Mattio Tomitano e costruita per adempiere le volontà testamentarie di Giulio Tomitano. La famiglia Tomitano si trasferì da Feltre a Oderzo nel 1500. Oggi la chiesa ospita le foto dei caduti di tutte le guerre della città. La statua raffigura il Beato con ai piedi gli zoccoli. La Chiesa della Salute venne aperta al pubblico nel 1874 con permesso del vescovo di Ceneda e del parroco Monsignor Giuseppe Moretti. Nella facciata sono incise queste parole: Salus infirmorum ora pro nobis, e presenta un affresco opera di Ilario Padovan. Al suo interno, sopra il tabernacolo, la statua lignea della Madonna della Salute risalente al XIX secolo.